World Cup 2016, gli europei di calcio 8 si giocano a Roma. Scegli la maglia della tua nazionale e vinci 10 weekend in una capitale europea. Allora, su questi 50 minuti credo che la squadra abbia giocato bene, abbiamo avuto un calo sul 3-1 forse di concentrazione, ma poi insomma la partita è finita liscia, abbiamo giocato bene, come abbiamo giocato bene le ultime partite. È arrivato il pareggio. Salvati credo, perché l'Hammers hanno perso, siamo salvati, comunque siamo praticamente salvi senza passare dai play-out. Sono contento, sono delusissimo perché il campionato con questa squadra, a questo livello, come avete visto anche voi che vedete le partite, è una squadra che ambiva a inizio campionato almeno le prime 4 posizioni, sicuramente. Abbiamo avuto delle defaglianze inizio anno, abbiamo giocato 10 partite senza portiere. Qui il portiere è fondamentale, ma proprio senza portiere, nel senso non ce l'avevamo il portiere, abbiamo dovuto giocare col centravanti, col terzino in porta, abbiamo perso tutti quei punti lì. Poi la squadra si è ricompatta, abbiamo lottato fino alla fine per non passare per i play-out, perché è una squadra che non merita fare i play-out, anzi forse anche di più. Siamo contenti, l'altra è stata un'impresa di arrivare le prime 4 per fare i play-off e quest'anno è stata un'impresa con quello che ci è successo salvarsi alla penultima giornata e facciamo ripartire per meritare le posizioni in alto come le squadre importanti. Questo, mi terrò seduto col presidente, parleremo con i ragazzi, con quelli, dobbiamo anche infoltire la rosa perché siamo pochi. Se i ragazzi daranno disponibilità, logicamente partendo da Fagioli, da La Rosa, da Stolfo, da quelli insomma importanti, sono tutti importanti, Mannossi, Anello, li nomino tutti, adesso mi sfugge qualcuno, e mi danno disponibilità per tutto il campionato, allora ripartiremo anche il prossimo anno. Come quest'anno sicuramente io e il Presidente non ce la sentiamo di fare un'altra annata in questo modo. Parleremo con i ragazzi, se tutto va bene, con qualche inserimento lotteremo per il vertice. Grazie. Grazie.